I carabinieri del ROS di Parma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona indagata per estorsione in concorso. Spacciandosi via mail per un alto esponente dell'Arma, l'uomo avrebbe raggirato le sue vittime facendo credere loro di essere indagate per reati di tipo pedopornografico. In realtà si sarebbe trattato di un tentativo estorsivo. 5.000 euro per una risoluzione bonaria della vicenda. Milano, rapine e furti in farmacie e supermercato. La Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un pluripregiudicato italiano. Nella giornata del 19 dicembre, i poliziotti del commissariato Quartoggiaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in danno di un cittadino italiano 43enne aggravato da numerosi precedenti penali, resosi responsabile di una rapina a mano armata, una rapina tentata ed un furto aggravato ai danni di 2 farmacie e di un supermercato nel corso degli ultimi mesi. Il modus operandi è sempre lo stesso. L'uomo si infilava dietro il bancone e, minacciando gli operatori, si faceva aprire il registratore di cassa e si faceva consegnare il bottino. Arrestato, è stato portato a San Vittore. Ha ormeggiato alla banchina 75 del porto di Livorno la nave Life Support di Emergency, con a bordo circa 140 migranti. Fra questi risultano al momento 24 minori non accompagnati, ma i numeri sono in evoluzione e saranno aggiornati man mano che procederanno le operazioni di identificazione e valutazione sanitaria. I naufraghi, mentre lasciavano la nave per le fasi di accoglienza a terra, si sono scambiati lunghi abbracci con gli operatori di Emergency, che li hanno salvati, accuditi, curati, vestiti, sfamati. Ha vinto l'Italia. Adesso è importante trovare un dialogo con il sindaco. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva formulata dal comune di Piombino per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del rigassificatore nel porto della città. A darne comunicazione all'Aula, durante la seduta del Consiglio regionale, il presidente della Regione Toscana e commissario straordinario del governo per la realizzazione del rigassificatore Eugenio Giani. La fermata metro ATM Piazza Garibaldi a Milano ti immerge nell'atmosfera natalizia. Warner Music Italia ha creato un allestimento esclusivo dedicato agli artisti che con la loro musica hanno reso ancora più speciali queste feste. Non sono solo le immagini di Michael Bublé, Laura Pausini, sia Ed Sheeran, Cristina D'Avena e Kylie Minogue protagoniste, ma fanno da cornice alla musica, che è la vera protagonista, per creare la playlist perfetta per le prossime vacanze. Ma non solo. Dal 19 dicembre al 1 gennaio offre un'opportunità in più a tutti gli artisti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Sound Underground, progetto musicale di ATM in collaborazione con Open Stage, alla stazione metro di Garibaldi, prenotando lo slot tramite l'app scaricabile dal sito The Open Stage. I vincitori formeranno parte di una... Il Comune di Milano avrà un piano e un osservatorio antidiscriminazioni, 2 strumenti chiave nelle future politiche di promozione e tutela dei diritti e delle pari opportunità, ideati per far emergere, identificare, monitorare e contrastare ogni forma di discriminazione affinché Milano diventi davvero una città per tutte e tutti. Il percorso di strutturazione prende forma attraverso un processo partecipato coinvolgerà associazioni ed enti rappresentativi della società civile. La progettazione costituirà il volano, programmare e definire le linee di indirizzo e le attività del piano, mentre l'osservatorio sarà il luogo di raccolta di dati, studi sistematici e di monitoraggio dei fenomeni discriminatori. La prima fase, già conclusa, è stata svolta tramite questionari che hanno coinvolto università, sindacati e fondazioni. Gli esiti della rivelazione saranno oggetto di confronto il 2 febbraio alle 15 in Casa dei Diritti. Scatterà il 9 gennaio, solo su biglietti singoli e titoli occasionali e settimanali, l'adeguamento Istat del trasporto pubblico locale milanese.
Resta invariato il prezzo degli abbonamenti, urbani mensili e annuali, così come le agevolazioni previste dal Comune di Milano. Il biglietto ordinario ATM, ovvero la linea M1 e M3, valido per viaggiare a Milano in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria M3, passerà da 2 a 2,20 €. Il carnetici corse da 18 € a 19,50 €, giornaliero da 7 a 7,60 €. Il biglietto valido per 3 giorni da 12 € a 13. I biglietti acquistati, la vecchia tariffa, saranno validi per 60 giorni, dopo l'entrata in vigore dell'adeguamento tariffario, quindi fino al 10 marzo 2023.